Presidente Lamendola, una valutazione sui bandi 2018, 380 bandi, ecco, possiamo fare un bilancio di ciò che è stata l'attività del 2018 e quali saranno anche le prospettive di sviluppo per il 2019? Sì, i dati del 2018 ci dicono che è stato un anno assolutamente incoraggiante, durante il quale abbiamo registrato un miglioramento delle condizioni del mercato, del libero mercato dei lavori pubblici, questo probabilmente grazie agli effetti della riforma portata avanti dal codice dei contratti e soprattutto del correttivo che ha recepito gran parte dei nostri contributi. Per noi comunque il fiore all'occhiello del 2018 è rappresentato dal decreto del 5 dicembre scorso, con il quale l'assessore regionale alle infrastrutture Falcone ha dotato tutte le stazioni appaltanti siciliane dei bandi tipo per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria ai liberi professionisti. Bandi tipo che puntano su regole certe, sulla trasparenza, sullo snellimento delle procedure, sull'apertura del mercato e sulla centralità del progetto. Inoltre lo stesso assessorato il 3 ottobre ha costituito, questo è molto importante, un fondo di rotazione per finanziare i progetti redatti dai liberi professionisti affinché possano essere fruiti nel migliore dei modi i fondi strutturali europei. Tutto questo di fatto traccia una inversione di tendenza di quelle politiche che non condividiamo, che sono alimentate da provvedimenti come la legge di bilancio all'esame delle Camere che punta alla centralizzazione della progettazione, che viene così sottratta al libero mercato, privandola dei requisiti di qualità garantiti dalla concorrenza, dalla libera concorrenza. Comunque il trend generale è positivo, noi ci auguriamo che questo trend positivo possa ispirare per il prossimo anno 2019 un vero rilancio del settore dei lavori pubblici e soprattutto delle infrastrutture per la Sicilia e soprattutto per i contesti territoriali che soffrono per una notevole carenza infrastrutturale come quello argentino. Un consuntivo dell'attività dell'ordine nel 2018 anche in prospettiva dell'anno che verrà. È stato un anno interessantissimo, un Consiglio dell'Ordine che ha lavorato fin da subito per portare avanti diverse iniziative, una fra tutte diciamo, è quello di valorizzare i nostri centri storici e parlare delle infrastrutture. Infatti oggetto della conferenza stampa di oggi è che abbiamo ben capito dai dati dell'ONSAI della provincia di Agrigento che le opere infrastrutturali sono, i finanziamenti per le opere strutturali in provincia di Agrigento sono sicuramente carenti. Ci auguriamo che nel 2019, grazie ai bandi tipo, grazie ai fondi di rotazione, grazie anche a questa sinergia che c'è stata sempre col Consiglio nazionale per quanto riguarda il codice dei contratti, che vede per la prima volta il raggiungimento di diversi obiettivi per i liberi professionisti, si possa rilanciare il mercato dei liberi professionisti, perché non è possibile che in un anno ci possano essere poche migliaia di euro per i progetti e per le competenze dei liberi professionisti. Dobbiamo rilanciare questo settore, dobbiamo iniziare a parlare anche degli uffici tecnici, dobbiamo dircelo, gli uffici tecnici delle nostre province non funzionano benissimo. Io vedo Agrigento, vedo Licata, vedo Sciacca e sarà nei prossimi giorni che vorrò incontrare i dirigenti e gli uffici tecnici, perché dobbiamo anche avvicinarci di più alle problematiche anche di funzionamento degli stessi uffici. Architetto Francesco Romano, consigliere delegato e responsabile dell'ONSAI di Agrigento, una valutazione su quest'anno e le prospettive per il nuovo? L'ONSAI è un osservatorio dei bandi che riguardano i servizi di architettura e ingegneria che nasce nel 2017 grazie alla volontà dei nostri rappresentanti nazionali, in particolare del nostro vicepresidente, l'architetto Rino Lamendola, dove ha lavorato tanto affinché questa piattaforma venga realizzata, una piattaforma dove vengono monitorati bandi che riguardano i servizi di architettura e ingegneria, una piattaforma che viene utilizzata non solo da noi professionisti ma viene messa anche a disposizione
collaborazione delle varie stazioni appaltanti in modo da poter verificare a monte se il bando che stanno per pubblicare vada bene e rispetti in pieno il codice degli appalti. Il nostro a livello regionale è il primo ordine per numero di bandi analizzati, è uno dei primi a livello nazionale, quindi è stato un anno pieno intenso dove ci siamo messi sempre a disposizione delle varie stazioni appaltanti in piena collaborazione affinché si possa portare avanti iniziative e bandi non solo per migliorare l'aspetto professionale degli architetti, ma soprattutto per migliorare la qualità architettonica delle opere che verranno realizzate.